Come annunciato parliamo di ex Ilva. Ieri a Milano ultima udienza per la class action avviata dalle associazioni tarantine come Genitori Tarantini, azione inibitoria, una richiesta sostanzialmente di interrompere l'attività inquinante e impattante della fabbrica di Taranto su cui, come ricordiamo, si è espresso nei mesi scorsi la Corte Europea di Giustizia. Come è andata l'ultima udienza? Quali sono state le richieste degli avvocati che assistono le associazioni e i cittadini tarantini? Lo chiediamo a uno di loro, che è l'avvocato Ascanio Amenduni, che è in collegamento con noi. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Allora, ieri ultima udienza, ultimo round, ultima battaglia tra le parti. Quali sono state innanzitutto le ultime richieste che avete, immagino, rinnovato davanti al tribunale? Ma si possono sintetizzare così. Da un lato noi chiediamo di sospendere l'attività fino a quando non vengono attuate le prescrizioni a tutela della salute. Da parte avversa si dice per adesso noi riprendiamo, continuiamo e strada facendo verranno attuate. Il che vuol dire la salute umana deve essere difesa a priori o a posteriori, quando i guasti sono già avvenuti. Noi riteniamo che la tutela debba essere anticipata e con noi l'ha detto anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che in qualche modo ha ribadito che senza autorizzazione una qualunque impresa non può operare, tanto per cominciare. Sì, ma il problema è che l'autorizzazione esiste adesso. Almeno sì. Almeno formalmente. Sostanzialmente noi diciamo che questa autorizzazione non rispecchia e non rispetta i parametri più rigidi fissati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, o meglio li proietta nel futuro: faremo questo, faremo quest'altro, però il presente adesso, la salute va tutelata ora, non a danni avvenuti. Anche perché immagino che la stessa roba su un'altra tipologia di azienda, come dire, lo stesso Stato italiano probabilmente non la consentirebbe. Ecco, questo è un altro aspetto. L'Ilva è considerata un impianto di alto valore strategico, però la Corte Europea ha detto che proprio per questi impianti si devono adottare misure più severe. Bene. Quanto tempo ci metterà il Tribunale di Milano a esprimersi, se lo sappiamo, avvocato? Questo è imponderabile. I tempi canonici sarebbero 30-60 giorni, io credo entro l'anno. Ok. Quali decisioni potrà prendere? Cioè, quali sono, le possibilità che adesso si aprono con una delle decisioni del Tribunale? Anche qui le alternative sono due. Viene deciso di sospendere l'attività dell'Ilva fino a quando non vengono adottate le misure prescritte, oppure si continua, quindi l'Ilva può continuare, la produzione può continuare e strada facendo troverà la possibilità di attuare le misure. Noi ovviamente optiamo perché si sospenda immediatamente. Taranto ha già subito troppi danni, è ora che non sia più zona di sacrificio ma zona di libertà dall'inquinamento. Mi chiedo, avvocato, ovviamente un po' per l'esperienza maturata in questi anni, qualora il Tribunale dovesse mettere una sentenza che sostanzialmente accoglie la vostra azione inibitoria e blocca la produzione della fabbrica, c'è la possibilità che il governo faccia un decretino legge, come è avvenuto già diverse volte, in cui dice nelle more dell'attuazione di quello che dice il Tribunale di Milano l'Ilva può continuare a produrre? E questa è un'altra nostra lagnanza, cioè che c'è una continua interferenza dell'organo legislativo sull'organo giudiziario. Intanto cerchiamo di avere la sospensione, poi cercheremo di contrastare anche un nuovo eventuale intervento del contraddittore più forte, diciamo così, nei confronti del potere giudiziario. Grazie all'avvocato Ascanio Amenduni per aver risposto a tutte le domande possibili, ma avvocato non si senta libero, torneremo a disturbarla. Senz'altro, quando volete a disposizione. Grazie davvero, grazie, buona giornata e buon lavoro avvocato.